No, parlavamo delle elezioni politiche del 1924 che avevano sancito, diciamo, la vittoria del listone fascista, per cui il governo Mussolini non aveva più bisogno di governare con la delega del Parlamento, ma aveva una solida maggioranza in Parlamento. Quindi il problema è che in questo momento di grande, cioè in cui il governo Mussolini ha la possibilità di poter governare senza nessun problema, subentra la crisi di Matteotti, in cui effettivamente periodo in cui il governo fascista rischierà molto, proprio perché si troverà in grave imbarazzo. Quindi partiamo dal 30 di maggio. 30 di maggio Giacomo Matteotti, che era un deputato già eletto nel 21 nella circoscrizione Rovigo-Ferrara, era un dirigente socialista. Tra parentesi, anche lui, in quanto socialista e in quanto pacifista, prima della guerra era stato inviato al confino, quindi in quanto era ritenuto pericoloso per lo Stato italiano. Era diventato segretario della Camera del Lavoro di Ferrara ed è stato eletto nel 21 e confermato nel 1924. E nella seconda scissione socialista, prima nel 21 il Partito Socialista si scioglie, nasce il Partito Comunista. Nel 22 c'è una successiva scissione del Partito Socialista e la componente riformista, diciamo, quella di Turati, esce dal partito e dà vita al Partito Socialista Unitario, di cui appunto Matteotti diventa il segretario nazionale. Ebbene, lui, che già nel 21 aveva, interessante questo fatto, nel 21 lui aveva già aveva già denunciato le violenze denunciato le violenze commesse in campagna elettorale dalle squadre fasciste, e tra parentesi questa sua denuncia era stata trasformata in un libro che verrà anche pubblicato in Inghilterra in inglese. Dopo capirete magari perché è interessante questa cosa. Quindi lui era stato rieletto e il 30 di maggio, alla seduta del Parlamento, denuncia i brogli che erano stati commessi durante le elezioni precedenti, del mese precedente. E in questo contesto praticamente lui che cosa chiede? Dimostra che le elezioni non si sono svolte in modo legale e quindi chiede al Parlamento di non approvare l'elezione di tutti quanti quei deputati che erano stati eletti nelle zone in cui le elezioni si erano svolte in maniera irregolare. Naturalmente questa sua proposta non viene accolta, dato che la maggioranza parlamentare era favorevole al governo di Mussolini, e quindi 10 giorni dopo, però, il 10 giugno, Matteotti viene rapito a Roma, quindi mentre sta andando in Parlamento, viene rapito e il giorno stesso del rapimento viene ucciso, perché viene accoltellato da uno dei 5 che, siccome lui si agitava, non voleva salire sulla macchina, quindi c'è una zuffa, insomma, e quindi per tenere uno dei 5 che avevano organizzato il rapimento, lo colpisce a colpi di pugnale e muore. Ovviamente la sua scomparsa viene segnalata. Mussolini si dissocia da questa operazione, dice che lui non ne sa niente, che quindi non è... però pochi giorni dopo vengono iniziate le indagini preliminari, quindi c'è la polizia che indaga e subito intanto viene identificata la macchina
con cui era stato rapito. Quindi viene identificato colui che l'aveva preso a noleggio, perché non era una macchina di proprietà, e chi l'aveva preso a noleggio era un certo Filippo Filippelli, che era, diciamo, il segretario particolare di Arnaldo Mussolini, cioè del fratello del duce, che in quel momento era il direttore dell'organo del partito fascista, quindi il Popolo d'Italia. E vengono individuati anche i 5 che facevano parte del gruppo che aveva rapito Matteotti, e naturalmente pian piano la polizia arriva anche a quelli che vengono indicati come mandanti. Quindi viene indicato come mandante il capo della polizia, quindi De Bono, uno dei 4 quadrumviri che aveva guidato la marcia su Roma. Viene individuato Cesare Rossi, che era diciamo il capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio, quindi di Mussolini, quindi un personaggio particolarmente legato al primo ministro. E poi un altro, Aldo Finzi, che era il sottosegretario all'interno. Quindi era il sottosegretario sempre di Mussolini, perché comunque Mussolini, oltre ad essere capo del governo, era anche ministro degli interni. Quindi diciamo, questa indagine poliziesca porta alla luce l'esistenza di una associazione, chiamiamola così, segreta, che veniva chiamata la Ceca del Viminale, Ceca per, diciamo, come sinonimo della Ceca dell'Unione Sovietica, che era la polizia segreta, del Viminale, proprio perché era alle dipendenze del ministro dell'interno, quindi di Mussolini. E questa Ceca era, diciamo, un'organizzazione che viene messa in piedi proprio dal partito fascista, proprio per compiere le operazioni, chiamiamole così, di segrete, e come obiettivo aveva anche quello di eliminare quelli che venivano considerati scomodi, ecco, non solo i nemici del fascismo, quindi gli ma anche verrà infatti eliminato anche un fascista di notevole importanza, in quanto durante le elezioni del 24 aveva messo in piedi nella sua provincia una lista propria che in contrasto con quella fascista, quindi diciamo non era una associazione segreta solo rivolta all'opposizione antifascista, ma anche per eliminare quelli che potevano essere i nemici interni del partito. E questa organizzazione era stata concepita alcuni anni prima da Francesco Giunta, che vi ricorderete era il capo del fascismo triestino, che era stato nel 22-23 era stato eletto segretario nazionale del partito fascista, quindi in quanto aveva messo in piedi questo tipo di organizzazione. Però questo è anche interessante, storicamente si dice anche che ci fu un'ulteriore ragione che portò diciamo, questa Ceca, i fascisti a eliminare Matteotti. Si parla diciamo, della pista affaristica. Allora, Matteotti fu ritrovato alcuni mesi dopo, fu ritrovato tutto di Matteotti, il vestito, i documenti, però non fu trovata la borsa dei documenti, la quale borsa dei documenti storicamente è provato che venne consegnata direttamente a Mussolini, e lui diciamo, diede l'incarico ad un alto ufficiale dei carabinieri di disfarsi della borsa e del contenuto. Come la Senda Rossa? Come la Senda Rossa, più o meno, anche quella è sparita, no? Non si sapeva dove sia andata a finire. Ma allora è chiaro che non si sa che cosa contenesse quali tipi di documenti, però
si sapeva che Matteotti, alcuni giorni dopo naturalmente il suo rapimento, aveva già programmato un intervento alla Camera per denunciare il governo, quindi accusarlo di corruzione e quindi chiederne le dimissioni. Perché? Proprio anche nel corso della presentazione del libro di cui parlavo prima, tradotto in inglese, era andato a Londra e si era incontrato con esponenti politici londinesi, soprattutto laburisti, e era emerso che il governo Mussolini, alcune settimane prima, aveva sottoscritto un contratto con una, oggi diremmo una multinazionale del petrolio americana, la quale aveva ottenuto l'esclusiva della ricerca del petrolio in buona parte del territorio nazionale, ma soprattutto nei due territori, Sicilia e Emilia-Romagna, che erano quelli più interessati e vocati alla cosa. E quindi era venuta fuori anche sulla stampa internazionale questa fase poco chiara, insomma, di questo contratto sottoscritto dal governo, e si parlava appunto che per sollecitare, insomma, l'ottenimento di questa autorizzazione, questa multinazionale del petrolio avesse pagato delle tangenti. E si era venuti a sapere che queste tangenti, attraverso Filippo Filippelli, che era quello che aveva noleggiato la macchina, erano arrivate fino al direttore del Popolo d'Italia, quindi il fratello di Mussolini. Quindi Arnaldo Mussolini veniva in certo qual modo accusato di aver avuto delle tangenti. Quindi storicamente si dice che ci sia stata anche questa ragione per eliminare Matteotti. Quindi la ragione politica e anche quella affaristica, chiamiamola così. Quando pochi giorni dopo, siamo il 27 di giugno, quindi 2 settimane dopo il rapimento di Matteotti, ovviamente l'opposizione governativa, antigovernativa, quindi l'opposizione parlamentare, decide di protestare nei confronti di questo evento, appunto chiedendo la verità, eccetera, ma decide di protestare e si ritira sull'Aventino, cioè decidono i parlamentari non fascisti di non partecipare più alle riunioni del Parlamento, ma di riunirsi sempre in Parlamento, in questa sala che verrà chiamata, mi pare fosse la sala della Lupa, che oggi viene individuato come appunto la sala dell'Aventino. Pensando che questa azione potesse stimolare o spingere il re a prendere delle decisioni, perché il Parlamento ovviamente era controllato dal governo Mussolini, da Mussolini, ma di fronte a un episodio del genere probabilmente ci si aspettava che anche il re potesse dire qualche cosa, perché aspettava lui, era stato lui a conferirgli l'incarico, lui avrebbe potuto intervenire per riprenderlo, insomma, in qualche modo. Però questa opposizione aventiniana non era un'opposizione unita, nel senso che all'interno dell'Aventino si distingueranno 2 posizioni diverse. Una posizione, costituita dai partiti, chiamiamoli così, più moderati, cioè i popolari, i liberali, che volevano dare una svolta istituzionale alla crisi, cioè volevano avere le dimissioni del governo, ma in modo costituzionale,
costituzionale, non c'era la Costituzione, ma c'era statutario, eccolo, perché c'era lo Statuto Albertino. Quindi cioè, per via legale. Mentre la componente, chiamiamolo così, più estremista, rivoluzionaria, quindi i comunisti, buona parte dei socialisti, volevano invece trasformare l'Aventino in un movimento popolare, quindi chiamando la gente allo sciopero generale, quindi cercando di fare pressioni anche concrete per far sì che il governo desse le dimissioni. C'è da dire che anche la CGIL, che allora era il sindacato unico dei lavoratori, che era, diciamo, in larga parte diretta dalla componente, chiamiamola così, riformista del Partito Socialista, no? Anche la CGIL però non era favorevole a proclamare uno sciopero generale, anche perché temeva in un fiasco, quindi poi per non mettere in pericolo i partecipanti, eccetera. Sta di fatto che il momento non era dei più adatti, no? Perché, ecco, io cito un episodio che può essere un po' significativo anche di quello che poteva essere a livello nazionale, perché ci furono delle proteste, ma furono delle proteste locali, quindi che non ebbero un grande seguito. Ma è interessante quello che avviene proprio qui dalle nostre parti, perché il 27 giugno del 24 naturalmente, a Gorizia, al cotonificio, ricostruendo cotonificio Brunner, se vi ricordate, i cotonifici erano stati distrutti, quindi erano ancora in fase di ricostruzione nel 24. E ci lavoravano diverse imprese, soprattutto muratori, e quindi i 600 lavoratori chiamiamoli del cotonificio Brunner, scendono in sciopero e quindi appena si sa che scendono in sciopero arrivano le squadre fasciste, ci sono delle zuffe fuori dai cancelli per far riprendere il lavoro, e interviene anche quello che era chiamiamolo così, il capo, il vice federale, perché ricordiamoci che Gorizia era stata annessa a Udine e quindi non aveva una federazione provinciale fascista Gorizia, ma anche i fascisti goriziani facevano parte della federazione di Udine. Quindi il vice segretario, chiamiamolo così, si chiamava Italo Eiland, che dopo italianizzerà, perché era Eiland scritto con l'H davanti, quindi in Ailandi, appunto lui non doveva italianizzare il cognome perché era di origine tedesca, però diciamo che avere un cognome italiano significava un fascista doveva essere il primo a dare l'esempio. Quindi lui arriva lì e impone al direttore il licenziamento di tutti i lavoratori. Naturalmente l'azienda non poteva permettersi, anche perché era in fase di ricostruzione, dovevano andare avanti con i lavori, fa intervenire il vice prefetto, anche questo appunto non il prefetto ma il vice, il quale fa ritirare il provvedimento e c'è un primo accordo in cui si dice licenziamo solamente una trentina di lavoratori che sono stati quelli che hanno organizzato lo sciopero. Dopodiché, su pressione nuovamente dell'azienda, di fatto vengono reintegrati tutti, ad eccezione di 2 o 3 che per i fascisti impongono di licenziare proprio come misura deterrente per ulteriori proteste. Questo per dire che cosa? Che effettivamente siamo in un periodo in cui è difficile, è impossibile insomma protestare, proprio perché diciamo da un lato l'intervento dei fascisti, ma dall'altro anche ricordiamoci che interviene lo Stato, quindi la polizia, quindi è un momento praticamente molto difficile, anche perché si complica per Mussolini, perché vengono arrestati anche quelli che vengono considerati mandanti. Quindi lui innanzitutto fa destituire il capo della polizia, quindi De Bono viene destituito.
Però lui è il primo che esce dall'inchiesta, perché De Bono era stato nominato senatore, quindi non era stato eletto in Parlamento, ma era stato precedentemente nominato senatore. I senatori erano di nomina. E quindi uno dei privilegi, che mi pare anche oggi sia uguale, prima di essere interrogato, quindi giudicato dal giudice, viene costituito a livello senatoriale la Corte, il Tribunale praticamente del Senato. Il Tribunale del Senato decide che De Bono non aveva alcuna responsabilità e quindi De Bono esce anche dall'inchiesta, di quella fatta dal giudice che stava ricostruendo l'intera vicenda. Naturalmente non poteva, era meglio se non rimaneva in giro, e difatti partirà immediatamente per l'Africa, perché verrà nominato governatore della Tripolitania, quindi in Libia. Quindi De Bono viene allontanato dal... ma che cosa succede? Succede anche che vengono arrestati coloro che erano effettivamente i mandanti. Viene arrestato Marinelli, che era il segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, che era quello che finanziava la CECA, quindi ovviamente dovevano pagare gli uomini che facevano queste operazioni, e quindi gli arresti arrivano, quindi Mussolini fa dimettere il suo segretario particolare, i quali ovviamente vengono arrestati in quanto c'è nei loro confronti l'accusa di essere i mandanti. E alcuni di questi, due in modo particolare, adesso i nomi, io tante volte, Filippo Filippelli, che era quello della macchina, appunto per salvarsi, ma invia un proprio scritto, un proprio al re, quindi in cui praticamente dice sì, noi abbiamo fatto questa operazione, ma ci è stata ordinata direttamente da Mussolini. Quindi il re viene messo, e questo suo memorandum viene anche pubblicato su un giornale antifascista dell'epoca. Ma non solo lui, ma anche c'è un secondo memorandum, che è quello di Aldo Finzi, dunque un altro adesso non mi di Cesare Rossi, che era lui era in pratica uno dei capi di questa CECA, era il segretario del ministro degli interni, quindi era una persona direttamente collegata a Mussolini, e anche lui invia un memorandum al re in cui segnala che a ordinare questa operazione erano stati De Bono, quindi il capo della polizia, e l'ordine è arrivato dall'alto, quindi da Mussolini. Quindi c'è anche questa fase di cui viene a sapere il re, ma il re continua a non prendere posizione, quindi la sua mancata reazione a questi fatti dà a Mussolini la garanzia di avere le spalle protette, insomma, no? E quindi Mussolini deve fare anche i conti, però in questo momento in cui il governo si trova veramente in difficoltà per tutte quante queste vicende, quindi per le testimonianze dei protagonisti, per le accuse rivolte direttamente a Mussolini, cioè si trova in grave difficoltà. Non solo, ma si trova in difficoltà anche di fronte ad alcune prese di posizione pubblica. Per esempio la Confindustria, attraverso un paio di deputati che erano stati eletti in Parlamento, protesta nei confronti di questo stato, quindi esprime un certo disagio nei confronti del governo. Allo stesso modo ci sono alcune prese di posizione in ambito militare, quindi qualche alto ufficiale cerca di distinguersi.
e anche si parla a livello di corte, quindi a livello di uomini vicini al re, della possibilità di sostituire alla guida del governo Mussolini. Quindi è un momento in cui Mussolini si trova effettivamente in difficoltà. Ma deve fare i conti anche con il suo partito, perché contemporaneamente c'è la componente fascista, squadrista, quella più determinata, che chiede invece a Mussolini di far piazza pulita di tutti e quindi di riprendere in mano la situazione. Ed è effettivamente quello che farà Mussolini nel famoso discorso del 3 di gennaio del 25. Lui va in Parlamento e fa un discorso molto duro, dice io mi assumo tutte le responsabilità di questo omicidio, ma anche, non solo di questo, ma anche di tutti quanti quegli omicidi e di quei fatti di violenza che sono successi durante il mio mandato come primo ministro. Quindi è un discorso molto duro che provoca e dice anzi che lui è pronto adesso a reagire, quindi accusa i partiti dell'Aventino di minare la solidità dello Stato e preannuncia già alcuni provvedimenti che sarebbero andati nella direzione della limitazione della libertà, insomma, quindi per diciamo, mettere fuori gioco tutti i suoi avversari e quindi riprendere in mano la situazione. E questo appunto per dire, questo discorso molto duro provoca le dimissioni all'interno del suo governo, diciamo così, di alcuni ministri, chiamiamoli moderati, con ministri liberali, e addirittura 2 ministri fascisti che non si riconoscono in questa situazione. E naturalmente Mussolini li sostituisce immediatamente con altri più fedeli e invia ai prefetti, ecco come che funzionava, delle direttive precise di andare a colpire tutti coloro che protestavano, sciogliere le organizzazioni antifasciste. Quindi c'è, dopo questo discorso del 3 di gennaio, un'escalation, chiamiamola così, di arresti, vengono sospese le pubblicazioni di diversi giornali, non solo l'Avanti e l'Unità, ma anche la Stampa. I direttori del Corriere della Sera sono costretti a dare le dimissioni, quindi anche quelli del Mattino di Napoli, quindi, per cui c'è una violenta reazione da parte di Mussolini, ma attraverso lo Stato, quindi i prefetti, la polizia. Naturalmente ci sono anche le aggressioni da parte delle squadre fasciste, perché vengono aggrediti anche alcuni esponenti come il liberale Amendola, che verrà bastonato, dovrà scappare in Francia e morirà appunto in seguito alle botte subite. E quindi molti dei principali esponenti dell'opposizione, sia moderata che rivoluzionaria, sono costretti ad andarsene. Avevamo già detto di Luigi Sturzo, quindi il segretario del Partito Popolare, oppure diversi socialisti come Gaetano Salvemini e Filippo Durati, che era il leader del Partito Socialista Riformista, insomma, no? Saverio Nitti, che era già stato primo ministro, Palmiro Togliatti, che non era ancora deputato, ma era comunque il capo, il segretario del Partito Comunista, e tutti questi si dirigono principalmente in Francia, perché la Francia dava ospitalità ai perseguitati politici, quindi antifascisti, e in Francia appunto negli anni successivi sorgeranno praticamente 2 organizzazioni antifasciste, una quella del Partito Comunista che avrà una sua sede a Parigi, e una quella della concentrazione antifascista che
radunerà diciamo, militanti repubblicani, socialisti, di giustizia e libertà, quindi diciamo ci saranno due filoni diciamo, dell'antifascismo italiano che si riorganizzeranno in Francia. E appunto, come dicevo, Giovanni Amendola morirà proprio in Francia in seguito alle bastonate, ma morirà anche un altro esponente liberale, Piero Gobetti, che anche lui verrà aggredito un paio di volte a Torino, dovrà scappare anche lui e morirà anche lui molto giovane in Francia 2 anni dopo. Quindi c'è un clima di repressione molto forte che però fa capire che oramai Mussolini ha diciamo, in mano completamente la situazione, e c'è il dato interessante per cui il 14 gennaio del 25, per dire che oramai Mussolini ha in mano il controllo completo, il Parlamento italiano approva 2376 decreti legge del governo, quindi in un solo giorno in pratica il ruolo del Parlamento era quello di approvare i deliberati del governo, quindi il governo faceva i decreti e il Parlamento approvava. Per dire che quindi già diciamo nei primi mesi, cioè nel gennaio del 25, Mussolini ha praticamente in mano nuovamente la situazione, al sostegno del re che non è intervenuto, ha eliminato praticamente gli avversari politici e quindi può godere della fiducia del Parlamento. E addirittura quando alla riapertura dei dibattimenti in Parlamento, quando alcuni deputati dell'Aventino, alcuni popolari, alcuni demosociali, Partito Democratico Sociale che c'era, rientrano in Parlamento, i fascisti, gli altri deputati li cacciano, perché se non dopo aver diciamo, riconosciuto l'insussistenza delle accuse a Mussolini, quindi cioè avrebbero potuto ritornare in Parlamento se riconoscevano che Mussolini aveva agito bene, eccetera, quindi praticamente avrebbero dovuto anche loro sottostare alle direttive. Tra le altre cose avevamo anche già detto, ma i 2 deputati eletti qui da noi della concentrazione slava non avevano partecipato all'Aventino, cioè, perché diciamo, infatti verranno criticati perché praticamente in questo modo loro pensavano di poter difendere meglio diciamo, gli interessi nazionali sloveni in questo caso, perché erano entrambi sloveni, però loro non parteciperanno alle riunioni dell'Aventino, ma quindi continueranno a partecipare alle riunioni del Parlamento. E l'Aventino si conclude nel novembre del 26, dunque quando la data precisa la troverete, dunque comunque erano i primi giorni di novembre, l'8 novembre, i deputati fascisti presentano un ordine del giorno che poi trasformano in legge, cioè approvano un ordine del giorno che dichiara decaduti tutti i deputati dell'Aventino. Quindi tutti i deputati vengono dichiarati decaduti, quindi il Parlamento da 550 ne perde automaticamente un 150. E alcuni addirittura, come l'intero gruppo parlamentare comunista che aveva aderito all'Aventino, però dopo c'erano state queste fratture e divisioni, era rientrato in Parlamento ma non prendeva parte alle votazioni, quindi seguiva i lavori parlamentari, interveniva ma non partecipava alle votazioni. Ecco, il fatto strano, strano, neanche tanto strano il periodo che c'era, ma il giorno precedente
la proclamazione di decadenza dei deputati dell'Aventino, tutto il gruppo comunista viene arrestato. Ed infatti il terzo deputato locale, Srebrenic, che era stato eletto nel gruppo comunista, viene arrestato all'uscita del Parlamento il giorno prima della decadenza del mandato votata dal Parlamento. Infatti l'intero gruppo c'era con Gramsci e gli altri, verranno inviati al confino pochi giorni dopo, perché verranno arrestati e quindi inviati al confino. E quindi praticamente si conclude anche la vicenda dell'Aventino, e a partire dal novembre del 26 sono presenti in Parlamento solamente i deputati che non avevano aderito all'Aventino, quindi erano praticamente quelli che erano stati eletti nel listone fascista, più i rappresentanti delle minoranze, perché mi pare anche il rappresentante dell'Alto Adige non avesse aderito, quindi... Turati è rimasto però, Turati era critico, mi pare, per il discorso dell'altrismo. Turati, sì, mi pare che sì, però in maniera non era d'accordo ed è rimasto, mi pare. Sì, cioè era rimasto all'Aventino lui. Era dichiarato però contrario alla sì. Volevo dire anche questo giudizio globale storico a cosa svolte, diciamo, sul comportamento, sul significato politico dell'Aventino. Sì, aveva un discorso morale, però dal punto di vista pratico ha spianato forse la strada ancora più alla fascistazione dello Stato, nel senso che Mussolini ha cercato di sistemare le cose approfittando di questa, perché mi pare che quando si sono iniziati all'Aventino i lavori parlamentari sono stati spostati di ulteriori 6 mesi, quindi 2 ore sono stati bloccati praticamente i lavori, no? Dopo la... E quindi da questo punto di vista c'erano, almeno mi pare di aver detto, ha indirettamente fatto un favore alla sì, storicamente si può dire che questa operazione non servì a nulla, anzi, ma tutti, pensavano che questa loro posizione molto decisa e determinata potesse servire, eccolo, però non fu, anche perché poi dopo, come dicevo prima, l'opposizione antifascista si presentava divisa, perché alcuni perseguivano la linea legalitaria, altri avrebbero voluto spingere ancora di più, però anche lo stesso Turati poi dopo alla fine, prima di essere messo dichiarato decaduto, scappa, cioè deve andarsene, perché comunque anche lui, sì, pur essendo un esponente del socialismo moderato, un riformista, eccetera, però comunque aveva, era un personaggio che aveva una personalità, morale elevata, e quindi sostanzialmente questa operazione non dà i frutti che erano previsti, cioè si pensava che il re potesse, però il re non dà una mano, e quindi poi dopo sì, andò a finire come storicamente andò a finire così, ecco. Probabilmente anche capito che Mussolini nell'ambito delle cose aveva anche lui le sue fronte interne, nel senso che aveva i 2 gruppi, ecco, accennato proprio al gruppo dei toscani, ecco, Giunta e compagnia varia, il fascismo toscano non veniva visto di buon occhio da Mussolini, appunto era il più violento, era il più persistente, era il più rivoluzionario tra virgolette, e invece l'altra componente era quella sua, diciamo, questa idea di prendersi possesso, arrivare poco a poco alla lo Stato fascista. Sì, perché infatti adesso con tante carte qui adesso non mi viene dunque, perché parlando appunto dei fascisti toscani erano particolarmente feroci, e proprio in occasione dopo il discorso di Mussolini, proprio in Toscana c'è quella che viene chiamata la strage di San Bartolomeo, che viene ricordata, descritta da Vasco Pratolini
in Cronache di poveri amanti, ricorda appunto quello che avviene a Firenze e in alcuni paesi attorno alla città, in cui gli squadristi toscani, proprio diciamo, fra virgolette, in obbedienza alle disposizioni di Mussolini che dava ai prefetti di andare ad arrestare la gente, vanno per le case e prelevano dei militanti, degli esponenti antifascisti, soprattutto socialisti, e li uccidono. Tanto che lo stesso Mussolini vorrà liberarsi di questa componente estremamente, infatti chiederà le dimissioni del segretario federale di Firenze perché aveva organizzato questa violenta azione. Alcuni morti ci furono, adesso non mi ricordo quanti, comunque ci fu proprio da parte degli squadristi, andarono proprio nelle case, alcuni vennero uccisi proprio in casa, proprio davanti ai figli, ai parenti, insomma, no? Quindi fu una cosa molto forte, no? Proprio. E Mussolini doveva tenere conto che nel suo partito c'erano i ministri che danno le dimissioni perché non sono d'accordo con la linea troppo dura che aveva avuto durante il discorso parlamentare. Dall'altra parte c'è infatti ci sarà la spinta di una quarantina di esponenti fascisti che erano diventati alti ufficiali della milizia di difesa territoriale, della milizia volontaria sicurezza nazionale, che spingono Mussolini a farla finita con l'opposizione. Quindi anche all'interno del partito fascista c'erano, cioè non erano tutti, e quindi, però in questo momento con il discorso che Mussolini fa vince la componente quella più squadrista, quella che per alcuni anni guiderà anche il partito, insomma, no?